Buonasera a tutti e in particolare a tutti i partecipanti e in particolare agli allievi della Scuola Superiore dell'Università di Udine, tra le cui attività didattiche questa conferenza si inserisce. Forse qualcuno ha già ascoltato le nostre chiacchierate precedenti all'inizio, ma sono davvero molto lieta di poter introdurre il professor Guido Kreins, che da tempo cercavo di invitare alla scuola superiore. Alla fine abbiamo fatto questa lezione online, forse permetterà a più persone di collegarsi, ma io non dispero di averlo al toppo, non come partecipante ad altre iniziative, ma come relatore per la scuola superiore. Ecco, come accennavo, l'incontro di oggi si inserisce in un corso della scuola superiore dedicato al tema memorie di confine. E quando abbiamo scelto con Guido ormai in autunno il titolo Le memorie divise d'Europa, non potevamo neanche lontanamente immaginare ovviamente la situazione drammatica che stiamo vivendo oggi con la guerra in Ucraina, che ovviamente sì, non può non condizionare ogni riflessione che facciamo oggi sui confini, che era il titolo del corso, che è il titolo del corso, ma soprattutto sull'Europa e sul futuro dell'Europa. Ecco, come dicevo prima, presentare Guido Kreins a Udine è un po' strano, visto che è la sua città di origine, però dico solo due parole, in realtà una che è più un ricordo, nel senso che Guido Kreins è stato professore di storia ordinaria nell'Università di Teramo, dove in effetti io l'ho conosciuto quando insegnavo a Teramo, non dico quanti anni fa, non lo diciamo Guido questo. E, in realtà ha pubblicato molti libri, io ne citerò adesso due, ha collaborato a programmi culturali, televisivi, radiofonici, leggiamo i suoi commenti su Repubblica, quindi direi che è più che conosciuto e quindi non rubo tempo al suo intervento, però volevo citare due tra i molti libri che ha pubblicato e che mi hanno fatto pensare subito a lui quando abbiamo organizzato questo corso sulle memorie di confine. Allora, il primo è Il dolore, l'esilio, l'Istria e le memorie divise d'Europa del 2005, da cui alla fine, forse senza accorgercene, abbiamo tratto anche il titolo, Le memorie divise d'Europa. Quindi un lavoro incentrato essenzialmente sul confine orientale, che era un po' una delle idee che erano alla base del corso che abbiamo organizzato, che poi si è allargato a tutte le memorie di confine in un senso molto più ampio. E poi il secondo volume recente del 2019, il calendario civile europeo, che ha curato insieme a Bolaffi, sempre tutte e due le pubblicazioni per Donzelli. Il sottotitolo era Nodi storici di una costruzione difficile. In realtà oggi quello che mi colpisce di più non è solo tanto il sottotitolo, ma l'altra frase riportata nella copertina, e cioè dalla dissoluzione degli imperi alle incognite del terzo millennio. Quindi proprio questa frase oggi mi sembra quella più calzante, quello che sta accadendo oggi in Ucraina, quindi al di là degli orrori della guerra, al di là del fatto che non sappiamo quando, come potrà finire, di sicuro è un passaggio fondamentale, uno spartiacque nella storia europea in generale e di quell'Europa un po' più piccola, più vicina a noi che è l'Unione Europea. Ecco, solo queste due parole, adesso non rubo altro tempo e lascio la parola a Guido Kreins, che ringrazio ancora per aver accettato di partecipare a questo incontro. Grazie a te Laura. Sì, il tema è le differenti memorie divise d'Europa, ma anche gli usi strumentali delle memorie e della storia, cioè i passi fatti per superare le ferite del passato e le tragedie provocate dai nazionalismi, ma anche il riemergere dei nazionalismi all'interno di regimi illiberali e autoritari, in modo particolare nell'Europa ex-comunista. Ecco, vi sono due casi estremi. Da un lato le lacerazioni della ex Jugoslavia degli anni 90, dove la storia è stata usata letteralmente come un'arma da guerra, come un'arma vera e propria. Dall'altro, altro caso estremo, l'uso altrettanto deformato della storia fatto fin dall'inizio della sua salita al potere da Vladimir Putin, un uso deformato presente anche nei discorsi che sta facendo da un mese a questa parte, avendo alle spalle la bandiera russa con lo stemma dei Romanov. Ecco, fra questi due estremi, sono estremi di guerra appunto in senso tecnico proprio,
Vi sono le politiche della storia rivendicate da Viktor Orban in Ungheria e da Diritto e Giustizia, Kaczynski, eccetera, cioè dai sovranisti polacchi. Politiche della storia che hanno un obiettivo: ridare al paese l'orgoglio nazionale, perseguire, sto citando, una pedagogia dell'onore volta a combattere la pedagogia della vergogna. Cioè, detta in parole nostre, volta a combattere chiunque rifletta anche sulle responsabilità storiche del proprio paese. Chiunque rifletta sulla storia e non ne faccia propaganda strumentale. Ecco, nell'allargarsi dell'Europa, in particolare dopo l'89, la situazione è diventata molto più complessa di prima. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale la cosa era chiara, lo scenario era chiaro. C'è l'imperativo assoluto di superare le tragedie provocate dai nazionalismi, di impedire che si ripetessero. Mai più guerre fra noi, per citare appunto la dichiarazione fondativa di Schuman del 9 maggio del 1950. C'è l'Europa, c'è la prospettiva dell'Europa nella cattedrale di Reims nel 1962, dove i presidenti francese e tedesco, De Gaulle e Adenauer, partecipano a una messa solenne di riconciliazione che emozionò allora. E suscita emozione ancora oggi l'immagine di altri due presidenti, francese e tedesco, Mitterrand e Kohl, che si tengono per mano nel cimitero di Verdun, cioè nel luogo della battaglia più lunga e sanguinosa della Prima Guerra Mondiale. Eppure era il 1984 quando quella iniziativa comune vi fu, e dall'inizio di quella guerra erano passati 70 anni. Il passato, per chi l'ha vissuto, non passa tanto facilmente, dovremmo ricordarcelo sempre. Un'altra immagine che è credo nella memoria collettiva, perlomeno di chi ha la mia età, ci parla in modo potente delle tragedie del Novecento europeo, è quella del presidente tedesco Willy Brandt, inginocchiato ed emozionato nel ghetto di Varsavia del 1970. Brandt era uno dei pochi tedeschi che poteva compiere quel gesto a pieno diritto. Aveva combattuto contro i nazisti nella resistenza norvegese e allora era impegnato a promuovere la Ostpolitik, cioè una politica di apertura verso i paesi al di là della cortina di ferro. E in quel 1970, per dire come il passato e il futuro si stringono fortemente, era a Varsavia per firmare l'atto con cui la Germania riconosceva i confini definiti dai trattati di pace della Seconda Guerra Mondiale. Trattati di pace che avevano consegnato alla Polonia una parte ampia delle province orientali tedesche. Ecco, qui ha origine un'altra ferita che ci conduce al dramma più rimosso in assoluto della storia europea del Novecento. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale, la Polonia viene drasticamente spostata a occidente, alla sua parte orientale annessa all'Unione Sovietica, e a compensazione le danno una parte dei perdenti. I confini polacchi vengono spostati drasticamente a occidente e da qui, cioè su terreni fino ai fiumi Oder e Neisse, prima tedeschi, e da quei territori le popolazioni tedesche furono espulse. Non stiamo parlando di poche persone, 8 milioni di persone solo da quest'area, cui si aggiungono i 3 milioni di tedeschi espulsi dalla Cecoslovacchia, dall'area dei Sudeti, ma anche dall'Ungheria o dalla stessa Jugoslavia, da cui iniziava allora anche l'esodo italiano. Scompare così la presenza tedesca che era stata molto importante in quest'area assieme alla presenza e alla cultura ebraica che scompare con la Shoah. Una ferita, un vuoto difficilissimo da rimarginare. E rimase isolato nel 1965 un appello che io continuo a considerare assolutamente straordinario, l'appello dei vescovi polacchi ai vescovi tedeschi, 1965. Erano passati solo 20 anni dalla fine della guerra e sono pochi per queste ferite. Noi perdoniamo, dicevano i vescovi polacchi, per i crimini del nazismo e chiediamo perdono per le feroci espulsioni del dopoguerra. Un appello raccolto negli anni '80 da intellettuali ed esponenti di Solidarnosc, e dopo la caduta del muro quelle parole diventano parole di governo, sono parole di dissidenti isolati. E nel 1994 appunto Lech Wałęsa, il presidente della Polonia, leader storico di Solidarnosc, ed è ora presidente, ed è Lech Wałęsa a invitare a Varsavia il presidente tedesco Herzog. E Herzog riprende alla lettera e in una prospettiva esplicita quell'appello dei vescovi polacchi. Costruiamo il futuro insieme, dice appunto Herzog. Incontriamoci chi ha bisogno di perdono e chi è pronto a perdonare. Noi ex nemici vi condurremo nell'Europa unita. L'Europa, appunto. È stato altrettanto importante il percorso per superare le lacerazioni lasciate dalla Seconda Guerra Mondiale che ha riguardato polacchi e ucraini.
Qui, all'ombra delle alterne avanzate naziste e sovietiche nel corso della Seconda Guerra Mondiale, vi erano stati eccidi e feroce reciproche in territori in cui avevano abitato insieme da secoli. Eccidi profondissimi che hanno lasciato un segno profondissimo. Eccidi compiuti in Volhynia e nella Galizia orientale dall'esercito rivoluzionario ucraino nazionalista di Stepan Bandera, che combatté sì contro i sovietici, al fianco dei nazisti. Con ferocia anche da parte polacca, con ritorsioni, sino all'operazione Vistola del 1947, cioè gli spostamenti forzati degli ucraini che erano rimasti nella parte orientale della Polonia. Potevano costituire un problema, potevano unirsi agli ucraini rimasti in Ucraina, vengono dispersi in altre aree del paese. Una ferita difficile da rimarginare fra Polonia e Ucraina. E qui c'è alle origini la straordinaria preveggenza di una rivista fondata a Parigi da intellettuali polacchi fuggiti dal comunismo. Cultura si chiamava. Sin dagli anni 70 Cultura parte da una cosa che non era di tutti, parte dall'accettazione dei confini esistenti. Considera persi ormai definitivamente, non pone il problema di riaverli, considera persi dalla Polonia i territori annessi alle repubbliche sovietiche dell'Ucraina, della Lituania e della Bielorussia e ipotizza quello che allora pareva un'utopia, una follia. Il loro costituirsi dell'Ucraina, della Lituania e della Bielorussia come stati sovrani nel crollo dell'Unione Sovietica. Cominciano a dirlo negli anni 70. Negli anni 80 quella posizione assunta dall'insieme di Solidarnosc, nell'89 Adam Michnik, leader israeliano, può portare il sostegno di Solidarnosc all'indipendenza ucraina sin dal congresso di fondazione del movimento nazionalista di quel paese, e la Polonia sarà il primo paese a riconoscere l'indipendenza dell'Ucraina dopo lo crollo dell'Unione Sovietica, aprendo la via a sviluppi ulteriori. Trattato polacco-ucraino del 92, dichiarazione di riconciliazione del 97, così assieme ad atti simbolici. Un percorso esposto anche a passi all'indietro, inevitabilmente sia per la tensione, per il dolore cui queste cose rinviano, ma anche perché appunto i passi all'indietro sono provocati, inevitabilmente accentuati comunque, quando è al potere diritto e giustizia, cioè il partito sovranista. O anche, destinati a inasprirsi anche, dopo la riabilitazione ucraina di Stepan Bandera. Forse allora, non so se ci sarà sfuggito, ma a un certo punto nei suoi discorsi Putin dice nazisti e banderisti. Credo che nessuno abbia capito bene di cosa si parlava, si riferiva a Stepan Bandera. Questioni laceranti, ed è facile però comprendere appunto quanto il dialogo per superarle sia stato importante per entrambi i paesi e per il futuro stesso dell'Europa, e lo sia ancora. Si può fare un discorso analogo, in parte perlomeno per i rapporti con la Germania, fra Cecoslovacchia post-comunista e la Germania. Nel gennaio del 90 Václav Havel, cioè il primo presidente post-comunista anche in questo caso, un dissidente storico, una grandissima figura intellettuale, inaugura il suo mandato presidenziale chiedendo scuse esplicite ai tedeschi per le espulsioni del dopoguerra, sfidando apertamente l'opinione pubblica ancora prevalente nel suo paese. Seguirono altre iniziative, sino alla dichiarazione congiunta del 97 che condannava sia i crimini nazisti che le espulsioni del dopoguerra, eppure un'indagine svolta allora mostrò che nella Repubblica Ceca un'ampia parte dei cittadini giustificava sostanzialmente le espulsioni, la cacciata di persone che si trovavano senza nulla, cacciate. Prevalevano ancora le memorie dell'occupazione nazista ed è difficile superare memorie e rancori radicati. Ecco, in questo stesso scenario si scrive la vicenda dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, con le lacerazioni della Prima Guerra Mondiale, con le diverse tappe, la lacerazione della Prima Guerra Mondiale, l'assegnazione all'Italia di un territorio in cui vivevano anche molti sloveni e croati, la politica di persecuzione del fascismo e poi con la Seconda Guerra Mondiale, l'occupazione nazista e fascista della Jugoslavia e così via. E sul versante opposto, con la politica di Tito volta ad annettere alla Jugoslavia comunista l'intera Venezia Giulia e a colpire con estrema durezza ad eliminare non solo ex fascisti, ma chiunque si opponesse al suo progetto. Rientrano in questo scenario le uccisioni di cui le foibe sono il simbolo e che non riguardano solo gli italiani, come vedremo fra un po'. Ferite difficili da rimarginare e bisogna attendere la dissoluzione della Jugoslavia perché ci sia un primo passo importante, la Commissione Storica Italo-Slovena del 93, ma ci vorrà molto tempo perché il percorso prosegue. È interessante ricordare che di un atto di riconciliazione fra Italia e Slovenia parlò per la prima volta Romano Prodi nel maggio del 2004, proprio a Gorizia, il giorno stesso in cui la Slovenia entrava in Europa. Prodi era allora presidente della Commissione europea.
Il percorso successivo non è stato facile, come forse sapete. Solo nel luglio del 2010 vi è un primo atto importante, il concerto dell'amicizia a Trieste, alla presenza dei presidenti sloveno, italiano e croato, con l'omaggio a due luoghi del dolore di entrambe le parti, insomma la Casa della Narodni Dom di Trieste, la Casa della Cultura Slovena devastata dai fascisti nel 1920 e d'altro lato il monumento all'esodo. E poi appunto dopo quella ci vorranno altri 10 anni, bisognerà arrivare a luglio del 2020 per arrivare all'omaggio dei presidenti italiano e sloveno, Borut Pahor e Mattarella, nell'altro caso era napolitano il presidente, a tre luoghi simbolo dei differenti dolori di questa storia. Un percorso continuato ed è bene che abbiate, sono contento, molto contento, come Laura sa, che abbiate dedicato poi un incontro anche a questo aspetto, continuato cioè con la decisione slovena di scegliere Nova Gorica e Gorizia come città europea della cultura per il 2025. Un luogo che evoca, che è simbolo proprio, per la mia generazione simbolo delle divisioni del passato, diventerà il simbolo di un futuro comune. Ecco, anche in questo caso la costruzione europea ha favorito il superamento delle lacerazioni del passato, ma sono emerse al tempo stesso altre lacerazioni e altri nodi. Con il crollo dei regimi comunisti crollano religiosamente anche le loro narrazioni ufficiali, quelle imposte, ed emergono altre memorie. L'esempio più traumatico ci è venuto proprio dall'ex Jugoslavia. Va in frantumi allora, assieme alla Jugoslavia, anche l'ideologia ufficiale del regime di Tito, che era stata erosa negli anni '80 naturalmente. Ecco, quell'ideologia era basata sulla fratellanza ed unità di sloveni, croati, serbi e così via. Fratellanza e unità che avrebbe caratterizzato anche la lotta partigiana contro il nazismo e il fascismo, mito fondativo della Jugoslavia di Tito, della Jugoslavia socialista. Quella narrazione aveva improntato di sé la rappresentazione nazionale jugoslava, era stata amplificata da monumenti, musei, manuali scolastici, eccetera. Una narrazione, se volete, o meglio una retorica, che cancellava la memoria reale degli scontri e degli eccidi interetnici, a lungo solo sussurrata negli ambiti familiari, e destinata a ritornare alla luce nelle guerre degli anni '90. Ritornava alla luce allora anche la memoria delle uccisioni compiute dai partigiani di Tito nel maggio del 1945, a guerra finita. Anche in quest'area, molto di più in quest'area. Secondo le stime più basse, stiamo parlando di più di 60.000 croati e più di 10.000 sloveni uccisi, fra essi molti che avevano combattuto al fianco del nazismo fra i Domobranci, la guardia militare slovena, o nello stato Ustaš di Ante Pavelić, ma anche molti civili, persone che scappavano, persone che avevano, militari e civili, che avevano cercato inutilmente di raggiungere l'Austria per consegnarsi agli alleati, ma erano stati rimandati indietro secondo gli accordi fra le potenze vincitrici. Uccisi e sepolti in grotte, cave abbandonate, fosse comuni. Foibe, appunto. Morti nascoste, anche per non offuscare la narrazione del regime di Tito, e ora riscoperte al crollo della Jugoslavia, riscoperte con riesumazioni pubbliche cui molti partecipano e che sono in realtà le persone che vivevano sapevano dove, che vivevano lì sapevano dove erano, e queste cerimonie pubbliche con una grande partecipazione sono amplificate dai giornali e dalle televisioni dei diversi stati ed riaccendono rancori. Con un linguaggio molto immaginifico ma efficace, una studiosa americana, Catherine Verdery, ha scritto: gli scheletri giacenti nelle cave di pietra furono le prime truppe mobilitate nelle guerre che smembreranno la Jugoslavia. Guerre del ricordo, del rancore del ricordo potremmo aggiungere, ma guerre del ricordo lo definì allora la filosofa ungherese Agnes Seller. Morti relativamente recenti, erano appunto passati 40 anni, poco meno anche, ma vi sono anche morti antiche o i miti antichi che vengono riesumati. Molti pongono all'inizio del processo di dissoluzione della Jugoslavia un discorso del 1989 di Slobodan Milošević, il leader serbo, che chiama raccolta il nazionalismo serbo in un clima di crescenti tensioni tra serbi e albanesi del Kosovo. Un discorso tenuto appunto in Kosovo, nella piana dei Merli, a ricordo di una battaglia compiuta lì nel 1389, cioè 600 anni prima. Nei mesi precedenti il corpo dell'eroe morto in quella battaglia, il principe serbo Lazar, è riesumato e portato di città in città, ovunque vi fosse una presenza serba, quasi prefigurando il perimetro di una Serbia più grande. Vi è Serbia ove vi sia una tomba serba, è un detto serbo. Era in realtà un appello al combattimento,
tenuto di fronte a migliaia e migliaia di persone, a molte di più che lo seguivano con le riprese televisive. E da allora, da quel momento, e per un decennio almeno, la storia diventa davvero un'arma nei diversi stati, soprattutto in quelli più direttamente coinvolti dalle guerre, meno in Slovenia. Qui vi sono processi interessanti anche qui, ma insomma restiamo a spetto. Con tensioni enormi naturalmente, ove convivano diverse etnie e ove si pone ora il problema di un insegnamento separato, come in Bosnia ed Erzegovina. E abbiamo anche un caso piccolo, se volete, ma mi ha colpito perché non credo, non so, non conosco altri precedenti. Il trattato di Erdut del 95, quello che governa il ritorno alla Croazia della Slavonia orientale, sospende temporaneamente l'insegnamento della storia contemporanea ove vi siano sia studenti serbi che croati, per non esacerbare le tensioni che vengono esacerbate da due narrazioni opposte. Non si parla della storia contemporanea, della storia più recente. Credo sia un caso unico, o comunque molto raro. Ecco, noi abbiamo sui paesi dell'ex Jugoslavia abbiamo molte analisi dei manuali di storia dei differenti stati che hanno messo in rilievo le loro retoriche, con una contrapposizione, con una retorica che per noi è ottocentesca, rimanda a quello che nell'Europa occidentale era stato il nazionalismo ottocentesco, ne ripropone proprio i moduli. Una contrapposizione esasperata fra sé e gli altri popoli che ha il suo culmine naturalmente negli anni 90 e poi evoluzioni legate anche qui ai differenti climi. E non è mancato naturalmente l'impegno per contrastare o limitare i versanti più negativi, in primo luogo con impulsi venuti dall'Unione Europea, ma anche appunto con l'agire di istituti meritori in questo senso, dell'istituto tedesco Ecker che ha lavorato in Bosnia e Erzegovina, fino al Centro per la Democrazia e la Riconciliazione del Sud Europeo, che ha sede a Salonicco, altre istituzioni europee, l'Associazione Europea Euroclio degli insegnanti, fili preziosi, ma ancora esili. E il caso della ex Jugoslavia, questo caso che vi ho appunto richiamato, segnato appunto dalle guerre degli anni 90, è un caso a sé, naturalmente, ma altri nodi sono emersi dopo l'allargamento dell'Unione Europea ai paesi ex comunisti e ancora di più dopo il riemergere al loro interno di nuovi nazionalismi che hanno fatto della politica della storia uno strumento importante, soprattutto in Polonia e in Ungheria. Una prima enorme contraddizione viene alla luce già nel 2005, cioè un anno dopo il primo allargamento a est dell'Europa, nel 60° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. 9 maggio, data importante, come sapete i giorni scorsi Putin ha dichiarato, ha preannunciato, insomma, con la credibilità che può avere, che comunque la data scelta per la fine di questo conflitto è il 9 maggio, data simbolica, cioè la data della fine della grande vittoria, della fine della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, nel 2005, nel 60° anniversario di quelle del 9 maggio, vi sono stati due opposti eventi, due opposti segnali, a Occidente e nella parte ex sovietica. Il 10 maggio viene inaugurato nel cuore di Berlino il memoriale per gli ebrei assassinati d'Europa. Nel cuore di Berlino il culmine del processo iniziato con Willy Brandt inginocchiato nel ghetto di Varsavia. Cioè il culmine del processo che sancisce definitivamente la centralità della Shoah nella coscienza tedesca ed europea. Il giorno prima, invece, Lituania ed Estonia disertano, non vanno alle celebrazioni moscovite del 60° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale e quindi non vanno alle celebrazioni della sconfitta del nazismo. È importante e interessanti le motivazioni. Per noi, aveva detto qualche mese prima anche la Presidente Lettone, quel giorno la sconfitta del nazismo non è un momento di gioia, ma l'infausto inizio della dominazione sovietica. Beh, una lacerazione maggiore non ci poteva essere. Perché esplodono allora contemporaneamente due questioni, non una sola. Nei paesi ex comunisti l'esigenza giusta e giusta per l'insieme dell'Europa di non rimuovere l'oppressione e i crimini dei regimi comunisti, di non considerarli una cosa molto più lieve, di non rimuoverli, l'esigenza giusta che questi paesi pongono di non rimuovere quello che sono stati gulag e così via, si accompagna però spesso alla sostanziale rimozione o negazione della centralità della Shoah e ancora più spesso alla negazione o rimozione della propria partecipazione, della propria corresponsabilità nella Shoah,
in Polonia come in Ungheria e altrove. Sino alle cerimonie e ai monumenti dedicati, soprattutto nei paesi baltici, a chi combatté per la libertà contro l'Unione Sovietica, ma al fianco dei nazisti, come in Ucraina, sino a musei e memoriali dedicati al terrore o ai genocidi, in cui a Budapest come a Vilnius sono quelli dei regimi comunisti a occupare pienamente il campo e la Shoah quasi scompare. Il museo di Riga sull'occupazione della Lettonia parla sostanzialmente quasi unicamente dell'occupazione comunista. E sino ad arrivare alla legge polacca, che poi di fatto è stata annullata anche per l'intervento di Israele, perché era francamente eccessiva, diciamo, che considerava reato punibile parlare di corresponsabilità polacche nella Shoah. Ecco, qualcuno ha detto che per certi versi si ha quasi l'impressione che est e ovest dell'Europa siano eredi di due diversi Novecento. A ovest pesano i drammi provocati dai nazionalismi, a est la nazione è stata vittima di un imperialismo sovietico ammantato di internazionalismo. Guardate che Orban paragona spesso nei suoi discorsi l'homo bruxellicus all'homo sovieticus. Nella sua retorica sono simbolo entrambi, l'homo bruxellicus e l'homo sovieticus, di una prevaricazione sulla nazione, in questo caso la nazione ungherese. Beh, è difficile costruire Europa se ai giovani a scuola imparano questa storia. Ecco, il problema, e quindi questo riguarda l'Europa, il problema è stato posto più decisamente al centro dell'Unione Europea proprio a partire dal 2005. Ma non è stato posto al centro solo per gli eventi e problemi che ho ricordato, che riguardano soprattutto l'Europa ex-comunista. Succede qualcos'altro in quel 2005. Lo ha sottolineato bene un documento di qualche anno fa di un intelligente funzionario degli uffici europei della cultura, Markus Priusch. Nel 2005 ha scritto: la bocciatura della Costituzione europea nei referendum di Francia e Olanda ha fatto comprendere meglio la necessità di dare fondamenta culturali al progetto europeo. Ha fatto comprendere che non è più sufficiente uno degli assi della dichiarazione di Schuman del 1950, quello secondo cui l'Europa si farà passo dopo passo con atti di solidarietà concreta. Beh, solidarietà economica concreta, questa era la frase esatta di Schuman. Beh, la solidarietà economica concreta è fondamentale. Faremo altri discorsi se non fosse stato approvato il Recovery Fund, che, se ricordate, all'inizio non sembrava del tutto scontato. Faremo altri discorsi se quell'atto di solidarietà concreta non fosse stato fatto. È sicuramente fondamentale, ma non sufficiente. Lo comprendevano del resto gli stessi padri fondatori. Se dovessi ricominciare, ricomincerei dalla cultura, diceva Monnet nell'ultima parte della sua vita. Ma lo comprendeva anche già negli anni 30 Stefan Zweig, lo scrittore Stefan Zweig, che assisteva smarrito al declinare del mondo di ieri, per citare il suo libro più famoso, e avvertiva con angoscia l'avvicinarsi di una grande tragedia, quella angoscia che lo porterà al suicidio nel corso della guerra in Brasile. Zweig aggiungeva: oggi in ogni nazione la storia è insegnata in modo nazionalistico, la colpa di ogni guerra è sempre del nemico. Ma questa contrapposizione, aggiungeva, è quasi inevitabile se la storia che si studia è la storia politica e militare, storia di conflitti e di guerre. È evitabile se si studia invece la storia della civiltà, frutto del contributo, della collaborazione dei diversi popoli, frutto del confluire, non del confliggere, del confluire di energie, culture, intelligenze, conoscenze diverse. Parole degli anni 30, del Novecento naturalmente, ma attuali. Le ritroviamo quasi alla lettera nel documento del funzionario dell'Unione Europea che ho citato prima. Ecco, ritornando al filo del nostro discorso, l'esigenza di dare fondamenta culturali al progetto europeo e di combattere i nazionalismi e di combatterli sin dall'insegnamento della storia non riguarda dunque solo i paesi entrati in Europa dopo l'89, ma in essi ha un rilievo specifico. Ed è interessante, dirò due parole appunto sulla Polonia e sull'Ungheria, ed è interessante il caso della Polonia, dove il partito conservatore al potere, appunto nazionalista, sovranista, diritto e giustizia, ha fatto della politica della storia un elemento centrale, dichiarandolo, con l'esaltazione delle virtù nazionali e gli attacchi a chi riflette anche sulla responsabilità del proprio paese. Non era stato così nella prima fase, quella immediatamente dopo la caduta del comunismo.
che aveva visto un processo importante anche in riferimento alle lacerazioni fra polacchi e ucraini, come ho detto. E in quella fase però iniziano altre riflessioni, ad esempio la riflessione sulla corresponsabilità polacca nella Shoah. Il presidente Kwasniewski, ad esempio, nel 2001 ammette e condanna le responsabilità dirette dei polacchi nell'eccidio di ebrei a Jedwabne. Furono un eccidio fatto direttamente da polacchi, non c'entravano niente nazisti. Responsabilità denunciata in quel periodo da un libro importante che fece molto discutere, I carnefici della porta accanto, di Jan Thomas Gross. Gross era uno storico, per sua fortuna, insomma, uno storico polacco ebreo costretto ad abbandonare la Polonia dopo la campagna antisemita del 1967-68, condotta nella Polonia comunista, una campagna antisemita che segue è la reazione, diciamo, la risposta propagandistica terribile alla guerra arabo-israeliana del 67, in cui appunto i paesi comunisti erano stati a favore dei paesi, assieme ai paesi arabi. Ed è un esponente storico di Solidarnosc, in realtà, Michnik, a dedicare un libro al pogrom di Kiev, pogrom compiuto da polacchi un anno dopo la fine della guerra, direttamente da polacchi. Si era sparsa la voce che un bambino era stato sacrificato per un sacrificio rituale ebraico, insomma, una strage, un pogrom. Quindi era iniziata una riflessione che verrà portata avanti con forza dalle forze, insomma, riformatrici, dalle forze che venivano sui Solidarnosc come Michnik e più in generale. Ecco, questo clima di riflessione autocritica inizia a cambiare dopo il primo governo sovranista, insomma, di diritto e giustizia nel 2005-2007 e soprattutto dopo la fine della guerra. Quel clima di riflessione appunto progressivamente mette sotto accusa chiunque voglia, anche qui sto citando, infangare, sto citando loro, diciamo, i sovranisti polacchi, sotto accusa chiunque voglia infangare la nazione polacca in nome di un presunto pluralismo e pratichi così la pedagogia della vergogna, cui va contrapposta la pedagogia dell'onore secondo diritto e giustizia. È sotto accusa chiunque sappia vedere anche le ombre della storia polacca. Nella visione nazionalista può esserci solo una storia monumentale che proponga una visione della nazione come martire ed eroe, diciamo. Ecco, con il ritorno al potere di diritto e giustizia, le aperture che vi erano state sono stroncate pesantemente, con effetti immediati. È immediatamente rimosso dal Museo della Seconda Guerra Mondiale di Danzica lo storico che l'aveva immaginato e costruito molto bene, era un bellissimo esempio di museo, nel periodo intermedio fra i due governi di diritto e giustizia, all'epoca dei governi di Tusk. È accusato, Macewicz si chiama, è accusato di aver abbandonato una visione polacca per un pseudo-universalismo, cioè per aver seguito una visione europea ed internazionale. Ed è accusato anche sulla cosa che lui aveva messo fra le cose al centro. È accusato per aver documentato anche la vita quotidiana, le sofferenze della guerra, alimentando però, secondo lo sguardo nazionalista, una visione poco eroica e poco patriottica. Estromesso il suo fondatore, vi sono state subito profonde modifiche nell'impostazione del frequentatissimo museo. Ho letto proprio nei giorni scorsi una tesi di specialistica di una laureata di Torino che ha fatto una visita a questo museo frequentatissimo, fra l'altro 2 anni fa, ed è appunto all'insegna dell'elogio della nazione e della negazione di ogni responsabilità e così via. E non è il caso unico. È stato costretto a dimettersi anche il direttore del Museo della Storia degli Ebrei Polacchi di Varsavia, reo di aver documentato anche le persecuzioni degli ebrei da parte di polacchi. Ed è proseguita invece, ci sono anche dei dati positivi, una cosa estremamente importante, secondo me, anche se piccola inizialmente, è proseguita la commissione storica tedesco-polacca che ha costruito un manuale, secondo me, molto importante, un manuale tedesco-polacco, sia in tedesco che in polacco ovviamente, in cui le differenti visioni vivono nel confronto e non nella contrapposizione. È esemplare, del resto, anche la politica della storia di Viktor Orban in Ungheria, che è il suo manifesto, diciamo così, della Casa del Terrore di Budapest, e il terrore è solo il terrore del comunismo, in cui l'antisemitismo ungherese e le sue responsabilità nella Shoah scompaiono. Tenete conto che l'Ungheria ha delle leggi, le prime leggi antisemite riguardano l'accesso all'università degli ebrei, la percentuale d'accesso già all'indomani della Prima Guerra Mondiale, quindi negare di avere un filone antisemita è un po' dura, diciamo. E senza dimenticare, oltre a questo aspetto, senza dimenticare che Orban è l'unico leader europeo vivente, diciamo, che si è affermato tuonando
contro un trattato di pace della prima guerra mondiale, neanche della seconda. Il trattato del Trianon, la vergogna del Trianon, dice Orban, cioè il trattato che, dopo il trattato di Versailles, perché il Trianon è un palazzo di Versailles, che ha privato l'Ungheria di una parte ampia del suo territorio. Un trattato sbagliato, sicuramente, come è stato quello di punizione della Germania, un trattato che è rimasto a lungo nella memoria ungherese come simbolo di un'ingiustizia compiuta dalle altre nazioni. E su questo fa leva Orban, per enfatizzare il rancore, non per superarlo come farebbe un leader europeo. Ecco, per capire bene, per avviarmi all'ultima parte, insomma, che riguarda appunto la Russia, per capire bene quanto queste politiche della storia possano essere devastanti, basti pensare appunto a quella praticata, alla politica della storia, praticata con forza da Putin sin da quando è andato al potere, sin dall'inizio. E sin da quando è andato al potere in un paese disorientato, smarrito, dopo il crollo dell'Unione Sovietica e anche dopo la disastrosa politica economica di Yeltsin. Un paese cioè che passa in breve dalla speranza di democrazia al rimpianto del passato. Sono impressionanti. È un libro, c'è un librone impressionante fatto solo di testimonianza della premio Nobel Svetlana Alexievich, è stata premiata da Friulade a Pordenone qualche anno fa, Tempo di seconda mano. Ha raccolto testimonianze di russi che hanno vissuto anche quel periodo. Ed emerge un fortissimo rimpianto. Rimpianto, badate, forse non tanto del comunismo, quasi sicuramente non tanto del comunismo, quanto di un periodo in cui la Russia era una grande potenza internazionale, era una grande potenza imperiale, se volete. A questo paese smarrito, piegato anche dal disastro economico del periodo di Yeltsin, a questa parte ampia del paese, se volete, Putin parla fin dall'inizio. È compito del governo, afferma nel 2001, imporre una storia nazionale basata su orgoglio e onore e capace di promuovere il patriottismo. Il manuale di storia va ai convegni degli insegnanti di storia e dice cosa devono fare. E dice anche in generale i manuali di storia devono far crescere nei giovani l'orgoglio per la propria storia nazionale. Vanno liberati da tutte le scorze, da tutta la schiuma che si erano accumulate, cioè dalle riflessioni critiche emerse dopo la fine dell'impero sovietico. Ritorna centrale l'esaltazione della vittoria nella seconda guerra mondiale, la grande guerra patriottica, che è stato pilastro della retorica staliniana e post-staliniana, mito di unificazione nazionale e anche di legittimazione del ruolo internazionale della Russia. Esaltazione della grande guerra patriottica che però è inserita in una storia di lunghissimo periodo della grande madre russa, che comincia con Pietro il Grande e poi giunge appunto a Stalin, sia pur con qualche critica e riserva, e prosegue nei decenni successivi, rinverdendo anche il mito di Yuri Gagarin, il primo uomo nello spazio, nel 1961, e degli Sputnik, i primi missili spaziali sovietici, il cui nome, come sapete, è riproposto anche nei vaccini anti-Covid. Ecco il tutto accompagnato dal ritorno al tricolore zarista con l'aquila a due teste di Romanov e lo scudo con San Giorgio che uccide il serpente, dal ritorno delle vecchie divise, questo già alcuni anni fa, dal ritorno delle vecchie divise dell'esercito imperiale o dal ripristino dell'inno nazionale sovietico, sia pur con un testo parzialmente modificato. La coerenza non è il massimo, ma c'è una coerenza ed è la coerenza nazionalistica. Il tutto accompagnato dalle critiche agli anni 90, letti come l'epoca della vergogna nazionale. E nel 2005, come è stato spesso ricordato, Putin dichiara che la scomparsa dell'URSS è la più grande tragedia geopolitica del XX secolo. Infine, poco prima della guerra all'Ucraina, non è stato ricordato perché è una cosa apparentemente piccola ma significativa, Putin aveva concluso un'altra partita, chiudendo la sezione internazionale di Memorial, l'associazione storica costituita nel 1989 per ricordare i gulag e i crimini del periodo sovietico. Di crimini in Russia non si deve parlare. Ecco, credo che appunto possa avviarmi a concludere con alcune osservazioni, perché diciamo in generale è fin troppo facile sottolineare e raccontare gli usi strumentali e le deformazioni della storia compiute dai regimi e dai governi nazionalisti sono fin troppo chiare senza che uno ci debba insistere troppo, è fin troppo chiara la loro pericolosità. E come combatterli? Certo, per combatterli non ci sono bacchette magiche e non ci sono ricette immediate. È inevitabilmente un processo lungo e non si tratta di cosa vuol dire? Cosa dobbiamo fare? Ecco, secondo me ha ragione Timothy Garton Ash
che non si tratta di forgiare una comune memoria collettiva europea. Sarebbe un'estrema violenza la verità storica. Si tratta piuttosto di esplorare la diversità delle proprie memorie. O, per dirla con Paul Ricoeur, che secondo me ha usato l'espressione più bella, si tratta di ricordare con l'aiuto delle memorie altrui, con l'aiuto di memorie che ti fanno ricapire la complessità della storia, anche i casi in cui tu sei stato non vittima, ma carnefice. Aleida Assmann ha aggiunto, che ha dato degli studi molto importanti su questo tema, tradotti anche in Italia, ha aggiunto: l'Europa non ha bisogno di una visione unitaria della storia, ma della capacità delle differenti visioni della storia di dialogare costantemente, di non escludersi, di non contrapporsi, di dialogare, non di una narrazione ufficiale comune, ma di un dialogo fra memorie e narrazioni differenti, cercando di non usare mai l'orrido termine troppo spesso usato di memoria condivisa, che da un lato è una contraddizione in termini perché non c'è nulla di più soggettivo della memoria, e dall'altro è un incubo orwelliano, perché l'imposizione di una memoria comune altro che Grande Fratello. Insomma. Ecco, un'altra è la via, come ho cercato di dire, è una via appunto fondamentale e al tempo stesso irta di ostacoli che possono sembrare quasi insormontabili, a me qualche volta sembrano quasi insormontabili, e siamo certamente ancora lontani dal potenziale delinearsi di un popolo europeo segnato da memorie differenti ma interagenti, dialoganti. Però non è una buona ragione per non crederci o per smettere di lavorare in questa direzione. Io credo che continuerò a farlo, nonostante Gramsci diceva pessimismo della ragione, ottimismo della volontà. Grazie Guido, presenza, ti faremo un bel applauso, ma siamo online, non riusciamo. Approfitto semplicemente per ringraziare anch'io il professor Kreins, è stato veramente un excursus molto molto importante, anche un modo un po' per elaborare questo momento difficile. Spero davvero che insomma anche la proposta finale e il modo di guardare quello che sta succedendo che ci ha suggerito sia di ispirazione, in particolare per i più giovani, che alla fine sono quelli che sicuramente negli anni a venire avranno da gestire le conseguenze di quello che sta succedendo. Grazie. Abbiamo un po' di spazio, soprattutto se ci sono domande, basta aprire il microfono e intervenire. Beh, la carne al fuoco era molta, credo che sia un macigno un po' pesante, diciamo. Sì, no, io voglio dire a Policridi, avrei preferito che non fosse tanto attuale. Inizialmente lo schema non era questo, però mi è sembrato giusto non tanto fare un discorso, centrarlo su questo secondo versante, gli usi nazionalistici della memoria, la loro pericolosità estrema, insomma, mettendo ai due estremi, insomma, le guerre che ci sono state, quelle della ex Jugoslavia e la preparazione della guerra in corso, insomma, quindi avrei preferito che non fosse così attuale, ma mi è sembrato un po' quasi necessario segnalare questi aspetti. Verissimo, sacrosanto. Tra l'altro una cosa che Laura non ha ricordato, ma noi avevamo pensato a questo corso e ad altri corsi che nel programma della scuola superiore quest'anno vengono offerti, riferendoci alla memoria in modo completamente diverso. Il nostro obiettivo era quello di declinare una parola nelle diverse specificità delle proposte didattiche della nostra università, del nostro Ateneo e dei percorsi dei ragazzi. Oggi lei ci ha ricordato giustamente, la memoria può essere usata anche come arma. Oggi le guerre si combattono anche con una rivisitazione amplificata, tra l'altro in modo enorme dall'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, di memorie che vengono rilette, riviste, plasticamente addomesticate per i propri fini. Oggi le guerre le combattono anche gli storici e anche gli informatici, anche se in modo un po' diverso. Insomma, ci sono nuove figure di soldati. Sì, questo è stato, appunto, fra gli assaggi che ho letto, ad esempio,
sulla ex Jugoslavia, appunto molti saggi, molti segnalano insomma, come gli storici serbi siano stati in prima fila nel costruire il nazionalismo. Insomma, quindi l'idea che noi molte volte abbiamo, insomma, che l'intellettuale sia critico, è un'idea diciamo di un altro tempo, cioè nel senso di un tempo che è il nostro, ma molte volte appunto nell'esplodere dei nazionalismi ritorna, soprattutto in stati che prima non c'erano, come l'ex Jugoslavia, modelli ottocenteschi. Cioè, se noi, uno studio Petrungaro, ho studiato i manuali della Croazia, ha detto, ma insomma, certe espressioni, certe modalità, noi non ci stupiscono in un manuale dell'Ottocento, ci stupiscono adesso, no? Però gli stati lì nascono allora, insomma, gli stati. Quindi c'è anche questa, se vuole, questa sfasatura, diciamo. Quindi dovremmo evitare di dire, insomma, questi sono arretrati, noi siamo meglio. Non è del tutto così, nel senso che anche noi siamo stati così quando abbiamo fatto la nazione, voglio dire, no? Il nazionalismo formativo questo era sostanzialmente. Quindi ci sono molti problemi e soprattutto c'è il problema di regimi sia in Jugoslavia, la ex Jugoslavia che nei paesi sotto il dominio sovietico, in cui da un lato la democrazia non c'era mai stata, se studiamo la Cecoslovacchia fra le due guerre, e dall'altro c'è stata un'imposizione di una narrazione ufficiale che era infondata, no? Ai tedeschi dell'est è stato spiegato che il nazismo non c'era mai stato, che riguardava solo l'Occidente, no? Cioè, mentre Brandt faceva questa cosa qui, a est non era proprio così, no? Bisognava assolvere, e Ulbricht era il simbolo, e l'aveva fatta la resistenza, ed era il simbolo di tutti i tedeschi buoni che avevano combattuto contro il nazismo. Ma a est era come a ovest, non è che se sposti geograficamente è stato minore. Quindi c'è anche questo peso, diciamo, c'è il peso di una narrazione imposta, e ovviamente a quel punto la memoria privata diventa quella vera, anche se è falsa a sua volta, perché naturalmente la memoria privata porta al proprio vissuto, no? Anche nella memoria privata il nemico è sempre l'altro. Nessuno dirà mio zio era un deficiente, era un violento, ha ammazzato il vicino, no? Cioè tende a non dirlo, poi magari se non, però la tendenza è quella lì, insomma, no? Quindi non va mitizzate né la memoria privata né la memoria pubblica, sono un disastro tutte e due, insomma, se non c'è un superamento, questo è. A me piace molto questa cosa di Porri, che ricordare con le memorie altrui, cioè ricordare tenendo conto di quello che è il vissuto degli altri. Sì, è necessario un substrato culturale profondo però per riuscire a fare un'operazione del genere in modo credibile. Sì, a me ha colpito questo fatto perché ogni tanto io lo dico, no? Una memoria comune europea, è una formula che si usa, una formula retorica, no? E in effetti. Sì, no, cioè la cosa che secondo me va rivelata è memoria condivisa. Quella io metto la mano alla pistola quando sento memoria condivisa, perché memoria condivisa, cioè non solo è una sciocchezza, cioè, la memoria è la cosa più soggettiva che ci sia, condivisa è perché la devo condividere, cioè un dialogo, no, voglio dire, si può dire tutto, Laura, per l'amor di Dio, però importante è sapere che l'obiettivo non è un'unica memoria, no? E la memoria comune è un dialogo di memorie. Di pure un dialogo di memoria, insomma, un ambito. Tra l'altro devo dire che anche sia Mattarella che Varoufakis del viaggio del luglio questa cosa l'hanno detta, cioè Mattarella è stato molto attento, anzi in qualche modo anche con un passo all'indietro, risposto giusto, passo all'indietro, ha detto noi non vogliamo negare la memoria nazionale, però vogliamo superarla in un dialogo, no? Cioè tu non puoi, l'esempio dell'Istria è il più chiaro, come fai a dire ai figli degli esuli che è tutta colpa del fascismo, insomma una roba del genere, no? O che comunque il fascismo c'è stato, non glielo puoi, è difficile insomma sostanzialmente. La memoria del figlio di uno sloveno che è stato ammazzato dal fascismo, la memoria del figlio di un esule non saranno mai la stessa memoria, però possono comprendersi, possono capire che questa storia ha visto vittime da una parte e dall'altra. Se punti a che il figlio dell'esule abbia la stessa memoria del figlio dello sloveno ammazzato dai fascisti, non vai da nessuna parte, insomma, cioè ti prendono per matto, insomma, sostanzialmente. Se cerchi di far capire quello che è stato fatto in qualche modo con molta fatica, insomma,
perché poi le chiusure nazionalistiche, adesso in questo caso dell'Istria, sono state spesso evidenti, insomma. E quello che devi fare è andare oltre, insomma, questo è il dialogo di memoria, confronto, ricordare con l'aiuto delle memorie altrui. Secondo me non c'è modo, poi è uno studioso cattolico, Porriquer, quindi Laura dovresti andare a nozze. A dire da me, da un laico estremista come me, è il massimo. Gli anni teramani mi hanno rovinato un po'. Vabbè, la formazione, adesso no, non si parla di formazione culturale. Scherzo. No, però mi colpisce, cioè, paradossalmente, l'analisi che hai fatto sulla Polonia e l'Ungheria, tutto quello che è successo dopo l'ingresso nell'Unione Europea, quindi è come se l'ingresso nell'Unione Europea abbia avuto un effetto quasi opposto. È strano. È stata la delusione dell'Europa. Non dimenticate questa cosa qua. Cioè, uno degli elementi in tutta questa cosa di memoria, che è la stessa cosa per cui c'è la nostalgia, no? In tutta questa cosa, da un lato c'era un'aspettativa d'Europa che era democrazia e consumi, errore diciamo di soggettivo. Poi c'è stato un errore, una scelta, un errore politico che oggi viene sottolineato, un errore di scelte politiche che è stato fatto in tutti i paesi. Cioè l'idea che democrazia liberale, la democrazia e il liberismo economico sia la stessa cosa. La prima cosa che è stata fatta dalla Germania dell'Est a tutti i paesi è stata l'Ungheria, cioè liquidare le imprese di Stato, provocando disastri. Perché in questo modo venivano abolite anche quelle protezioni sociali che nel comunismo distorte, perché forse c'erano. Con un risultato non male, cioè enormemente tragico, diciamo, che in Europa la democrazia è una cosa buona anche in Europa, nell'Occidente, anche perché ha coinciso con lo Stato sociale. Bene, i paesi dell'Est dopo l'89 ha coinciso con la riduzione forte dello Stato sociale, oltre che con disastri economici nella Russia di Putin, ma come nei paesi, il primo impatto in Polonia e Germania, i primi anni sono stati terribili, che tu dai una botta all'economia di Stato che si reggeva certo in una costruzione artificiale, ma era una costruzione che si teneva insieme. Se tu togli il supporto crolla tutto, e se non poni limiti, l'ingresso di imprese straniere, insomma tutte le cose che vengono denunciate non è che non sono false. Quindi questo aspetto, questo è un lato. D'altro lato c'è una cosa anche nel libro, anche nel saggio e questo però pone qualche problema ai discorsi sull'allargamento, a parte appunto tutta la dimensione nuova che dà a questo tema la cosa ucraina, insomma. Quello che sembra insomma, molto i segnali che si hanno è che i passi avanti nelle direzioni delle indicazioni europee sono stati più formali che altro, i passi all'indietro ci sono stati. Nel 2015-2020, questo periodo, sia in Croazia che in Serbia, i passi sono stati proprio nel pensare comune, insomma, sostanzialmente. Questo lo segnala anche per la Croazia il saggio che mi hai fatto leggere, che è molto, molto utile, insomma, molto, molto documentato e che coincide, insomma, converge. Molte volte è stata, insomma, un po' una concessione, no? È stata un po', vabbè, dobbiamo limitare sta cosa, ma non molto convinta, diciamo, no? Non molto convinta. E ha convissuto con altre cose. Il fatto che gli economisti non fossero, gli economisti intendo dire occidentali, non siano stati in grado di prevedere i disastri di un'entrata priva di una qualche forma di sostegno al crollo dello Stato sociale. Ricordi il periodo? Era il periodo in cui dominava il Washington il consenso la scuola di Washington, sì. No? Il radicalismo neoliberista, cioè la sfortuna di questi paesi, è che sono entrati nell'Occidente nel momento del più sfrenato neoliberismo. Questo è, adesso in tutte le cose che ho letto, a me mi ha molto colpito, ho seguito questo aspetto negli ultimi 2 o 3 anni. In realtà c'è una convergenza totale su questo aspetto, che l'errore drammatico, sulla base di questo, è stato insomma questa identificazione di democrazia liberale e liberismo economico, oltretutto negli anni del peggior neoliberismo. Certo. Questo dal libro di Rupnik, che è stato pubblicato anche da Donzelli, da altri, insomma, Legacy of Division, è un libro uscito un paio d'anni fa, proprio nell'anniversario della caduta del muro,
dall'Università di Soros, da quella che era l'Università di Soros. Sono 40 saggi molto interessanti in cui il confluire su questo aspetto lo danno per scontato. C'è anche un'altra cosa, inchiesta di Guetta, che è andato in Polonia, Ungheria, eccetera, per 2 o 3 anni, e la cosa impressionante è che glielo dicono sia gli oppositori di Orban e dei Kaczynski che quelli che lo ammettono che questa cosa c'è stata, insomma, sostanzialmente. Vabbè, d'altronde è oggettivo, sì, non è che si possa ignorare. Sì, il resto l'Europa era appunto i consumi, no? In Ungheria si diceva ognuno di noi potrà aprire una pasticceria a Vienna, no? Cioè, questa roba qua. Cioè, quindi l'attesa era esagerata, la risposta è stata sbagliata, 2 più 2 fa 22 in questo caso. Certo. Dottor Grisostolo, no, questa cosa volevo una riflessione, forse una cosa mista tra una riflessione e una domanda, ma sintetica. Cioè, vediamo una reazione dei paesi che, Ungheria, Polonia, che sono sotto i nostri riflettori sul piano dello Stato di diritto, eccetera, del non rispetto delle regole dello Stato di diritto, rispetto alla crisi dell'Ucraina, alla crisi dei profughi, una reazione che da più parti viene invece vista come positiva, cioè una reazione solidale. Secondo lei, quello che sta accadendo, come interagirà con le memorie? Nel senso che ho la sensazione mia superficiale, forse, che riattivi altre memorie loro. C'è la memoria di un'epoca in cui non potevano scegliere, forse, o quantomeno ricordiamo, no, le occupazioni, eccetera. Secondo lei questo può avere un impatto di lungo termine sulla costruzione del discorso identitario, se vogliamo chiamarlo così, oppure no? Bella domanda, molto complicata. Allora, intanto, no, l'unica cosa, la posizione della Polonia e dell'Ungheria, come sa, è molto diversa rispetto alla guerra. E io partirei proprio da qui. Cioè, l'Ungheria ha un riferimento, insomma, alla Russia che non è proprio come la Serbia, che è abbastanza apertamente, adesso sto estremizzando, ma per capirci, insomma, no? Cioè, la posizione dell'Ungheria è molto diversa da quella della Polonia, insomma, la Polonia è apertamente impegnata, insomma, rispetto all'Ucraina, mentre l'Ungheria è diversa. Ecco, la memoria, io credo appunto che da un lato abbia aiutato, sia stato molto importante, se pensiamo a quelle sono state le lacerazioni di allora, del 43-45, è stata una cosa altro che Istria, è stata una cosa, le stragi di polacchi fatte dagli ucraini e appunto da nazionalisti ucraini, Bandera, eccetera, ma anche le risposte dei polacchi e poi appunto questa operazione fra l'altro questa operazione Vistola, fra gli ufficiali c'era già Ruseschi, quello che fra il colpo di Stato dell'81 si è formato lì, cioè gli ucraini che stavano nella parte orientale della Polonia, siccome volevano unirsi all'Ucraina, vengono cacciati da tutt'altra parte, dispersi, cioè una roba feroce, insomma. E i tentativi sono stati faticosi, però passi importanti sono stati fatti, insomma, anche se con passi all'indietro, eccetera. A un certo punto, in alcuni momenti, hanno quasi l'impressione, quasi la cosa di dire forse in questo momento non parliamo troppo di memoria perché c'è ancora un confliggere molto forte. Tenga conto che appunto del vissuto ucraino, Bandera è stato questo nazionalista che ha fatto delle cose terribili, insomma, è simbolo della resistenza alla Russia in qualche modo, no? Come i paesi baltici dicono no, ma loro, i nostri figli, hanno combattuto per noi contro l'invasore sovietico, no? Allora, diciamo, ci sono dei passi che vanno fatti, che possono essere continuati, ci sono dei modi in cui è meglio non insomma, sorvolare. Guardi, le faccio l'esempio che mi viene in mente, non riguarda l'Europa, riguarda un'esperienza bellissima fatta molti anni fa, insomma, una decina o 15 anni fa, da palestinesi ed ebrei in Israele, da un processo avanzato, cioè fatto da docenti e classi che volevano il dialogo, no? E quindi hanno provato a fare un manuale in cui c'erano le due versioni, no? Su alcuni punti hanno scelto la pagina bianca, su alcuni punti non era, hanno scelto, cioè dentro un discorso di avvicinamento, hanno scelto la pagina bianca. Hanno scelto come l'unico modo, no, rinviare, far decantare, no? Sembra al contrario di quello che va fatto, no?
però appunto sono processi molto lenti, molto lunghi. Insomma, io ho letto alcuni report sulle esperienze fatte, ad esempio tornando alla nostra Europa, insomma, fatte in Bosnia ed Erzegovina, che lì appunto insegnamento separato dei tre gruppi e appunto se l'Unione Europea forza per superare queste divisioni, provoca reazioni uguali contrarie, non è che migliora, provoca l'irrigidimento. E anche le esperienze più avanzate, quelle appunto del Centro per la riconciliazione nei Balcani e così via, nel sud-est europeo e così via, alla fine insomma, diciamo, hanno puntato a interrogarsi a vicenda sugli aspetti più estremi delle interpretazioni opposte, non a metterle totalmente in discussione, perché non era possibile, però provare a smussare gli angoli, non so come dire. Quindi questi aspetti sono, soprattutto se il clima poi si inasprisce, insomma, no? Tornando. Quindi diciamo è fondamentale un lavoro di superamento, ripeto, fra Polonia e Ucraina è stato importantissimo. Con quei precedenti, il fatto che Mishik si prenda il leader di Solidarnosc, anche uno dei più anche combattivi, diciamo, vada al congresso di fondazione del RUC, i nazionalisti ucraini, e dica noi siamo perché voi siate indipendenti, no? Quando il timore era, no? Il timore che poi si è posto anche fra Polonia e Germania, quando la Germania si è riunificata, il terrore che la Germania unificata dicesse no, in qualche modo mettiamo in discussione i trattati di pace, che adesso noi siamo un altro paese, c'è stato per un minuto, è durato un minuto, l'hanno subito cancellato, però questo c'è. Quindi il percorso è complicato e aver fatto dei passi avanti è stato assolutamente straordinario, diciamo, no? Riconoscere in qualche modo almeno anche piccole cose, ma insomma rompere la torre di contrapposizione, le torri di contrapposizione. Sì, questa cosa della pagina bianca io mi sento personalmente, non da storico, da giurista, tra virgolette, di aderire totalmente a quanto dice lei sulla base di un'esperienza diversa, ma mi piace raccontarla. Ho un parente che è figlio di repubblicani spagnoli che furono espulsi dalla Spagna sostanzialmente con l'instaurazione di Franco, e mi trovai di fronte a una discussione generale tra un ingegnere, una persona pacatissima in tutto, ma si discuteva di religione. Sappiamo che lì il tema dell'identificazione, no? Potere e religione. Lui disse la Chiesa sta sempre dalla parte del potere. Scusi se faccio un esempio concreto, ma mi evoca questa cosa della pagina bianca, e io magari in prima battuta ero anche teso ad argomentare, a fare delle distinzioni. Poi ti rendi conto che quando c'è un vissuto, cioè trovarsi da bambini buttati fuori dal proprio paese, stipati in una striscia della Francia, non parlando la lingua, diciamo, l'affettività poi impedisce, no, di poter costruire un discorso su basi prettamente oggettive, forse. D'altro canto, però segnalo questo: se si vuole andare verso un esercito europeo, una maggiore integrazione così forte dell'Unione Europea, federale, ecco, dal mio punto di vista, su qualcosa si deve pur reggere, Cioè, se a un certo punto vogliamo condividere queste competenze su temi così delicati, a un certo punto un punto comune che sia totalmente, anche eventualmente prescindere o decidere che sì, non so se si possa reggere una difesa comune senza una narrazione comune. Ecco, questo è perché la difesa comune ha sempre come proprio orizzonte finale il fatto che io mando qualcuno a impegnarsi per difendere gli altri. Ecco, questo è... Sì, posso rispondere subito, no? No, nel senso che non saprò rispondere, ma no, sulla Spagna solo una cosa: c'è stata una lunga discussione per molti anni sul patto dell'olvido, cioè nel senso che fu considerato sbagliato da alcuni storici, da altri invece fondamentale, che la caduta del franchismo sia stata segnata dal patto dell'oblio, no? Cioè dal fatto che non si è rivangato troppo. Ora, non è che è stato proprio, a me è capitato di essere in Spagna proprio in un viaggio, insomma, estivo, all'indomani, poco dopo la caduta di Franco, si parlava del franchismo su tutti i giornali, non c'era poco, però patto dell'olvido inteso, ad esempio come, insomma, sorvolare, cioè in qualche modo non farne l'asse centrale, non fare una cosa di punizione, non so come dire, no?
un patto dell'oblio che ha questo senso non proprio non dimenticare. Si è discusso a lungo se era giusto, era sbagliato, però in qualche modo questo è stato. Usiamo questo termine, a me sembrava che se ne parlasse, non che se ne parlasse, però diciamo in qualche modo questo è stato un aspetto della transizione spagnola. Gli storici hanno molto discusso se era giusto, se era sbagliato, se c'era, se non c'era, insomma, mi è capitato di partecipare appunto a un paio di convegni su questo tema. Ecco, l'altro aspetto, l'aspetto più, nel senso l'aspetto della comune difesa europea e l'aspetto dell'allargamento. Io credo che con Laura non siamo del tutto d'accordo, io ho le idee molto confuse, ma io credo che dovremmo distinguere la politica estera dalla costruzione dell'Unione Europea. Sono due cose diverse, no? Sono due aspetti diversi. Insomma, in qualche modo c'è un problema di una... e certamente il problema si pone finché c'è, secondo me si pone finché c'è la regola dell'unanimità. Perché quello che noi abbiamo è un'esperienza anche di passi all'indietro. Abbiamo da un lato, no, l'Ucraina pone questo problema naturalmente in termini radicalmente diversi. Nel libro che sto scrivendo ho fatto una parte su questo punto, dovrò rivederla totalmente, nel senso che non buttarla via, però certamente l'Ucraina ti pone un'urgenza, no? Cioè ti cambia la cosa. Però di nuovo credo che vada distinto processo di costruzione di un'identità che non è identità omogenea, come diciamo prima, ma insomma di un qualcosa che si tiene insieme molto bene e un aspetto di politica estera, con un problema però, che l'Europa aveva già fatto questa cosa della politica di buon vicino, con due problemi. Questa l'ipotesi che dico io è che la politica di buon vicinato corrisponde alla politica di buon vicinato che l'Unione Europea ha perseguito, con scarsi risultati, anche perché tu dici, vabbè, facciamo buon vicinato, il paese a un certo punto dico, beh no, se non mi fai entrare, no, io mi arrabbio pure, no? E d'altro lato appunto però c'è anche il fatto che in più di un caso i passi fatti verso la direzione giusta dei paesi che entravano in Europa sono passi che hanno avuto marcia all'indietro. Nel calendario civile europeo che ha citato Laura, c'è un saggio sulla Turchia che secondo me è interessante, il quale dimostra come la prospettiva di avvicinamento all'Europa ha fatto migliorare delle cose in Turchia. Però è anche vero che nel momento in cui, e quindi la tesi dell'autore era che bisognava continuare, nel momento in cui non si è continuato si è visto però quanto superficiali fossero questi aspetti. Adesso trovarci una Turchia con questi rischi, no, cioè il problema mi pone. È vero che anche nei casi di un successo più clamoroso come quello della Turchia, l'avvicinamento ha avuto degli effetti non piccolissimi, ma esposti anche a passi all'indietro se non sono profondi. Quindi il problema, cioè sono due problemi secondo me molto diversi, quelli di un esercito comune europeo, di una politica di difesa, di una politica estera, di una costruzione. Una volta si diceva le due velocità, non so se ne è parlato tanto che secondo me è meglio non riprendere questo termine, perché è il discorso delle due velocità, cioè una velocità più rapida di un'unione, anche perché appunto magari c'è il problema che chi viene relegato in Serie B dice no, ma perché devo stare in Serie B, no? E magari cambia campionato. Quindi il problema che hai toccato non è facilissimo da affrontare, ma è esattamente quello che abbiamo di fronte, secondo me. Sì, quello che volevo mettere in luce è proprio che c'è un nodo, no? Finché si tratta di fare un'integrazione economica o di concedere dei diritti, si può ragionare su una base quasi matematica, no? Cioè tu ci guadagni questo, io ti do questo. Quando ci sono altre cose molto più delicate, quando si mette in discussione a un certo punto eludere il problema dell'identità non è più possibile, forse. Ecco, questo era... Sì, no, appunto, però il problema dell'identità con l'allargamento eccessivo resta un problema. Dopodiché quello che dice lei è vero fino a un certo punto, la prima parte, non è vero che va tutto bene finché parliamo dell'economia, va tutto bene finché le cose vanno bene. Dopo il 2008 non è più così, non è assolutamente più così. È stato così nella fase, tenga conto che appunto è stato così nella fase dei primi 30 anni dell'Europa, no? Che sono i 30 anni, i primi 30 anni del dopoguerra, sono gli storici dicono i 30 anni gloriosi, che in realtà finiscono già con la crisi petrolifera del 73, poi continuano, cioè, poi la crisi del 2008 segna
segna proprio lo spartiacque, no? Però l'Europa va avanti quando andavamo avanti tutti, insomma, no? La cosa di tutti i vincitori, adesso non è quella la cosa, ci sono vincitori e perdenti anche all'interno dell'Europa e le tensioni su questo si sono viste. No, voglio dire, su tanti aspetti, lo si è visto anche sui temi dei migranti, per dirne solo una, no? Cioè, ma anche sul piano economico le cose non sono, non sono molto semplici, diciamo, no? Anche perché poi appunto avvantaggiare economicamente i paesi che poi fanno come l'Ungheria, al contrario di quello che dovrebbero fare sul piano dei diritti umani, diritti civili, insomma qualche problema lo pone. Quindi questa cosa che vada bene non è vero, purtroppo non è vero neanche quello. Purtroppo non è vero neanche che privilegiando l'economia ci sono meno problemi. Non è del tutto così. Non è del tutto così. No, beh, le complessità, no, diciamo che su quello si può almeno provare a fare una giustificazione puramente economicistica. Non ho detto che la condivido, però diciamo, il tentativo iniziale è stato a dire ci guadagniamo tutti, questa è la narrazione. Ci guadagni tutto se va bene l'economia, se non va bene non è così. Beh, infatti adesso per difendere quello che stanno studiando loro, i principi, la rule of law si gioca sull'economia, quindi sul bilancio, il nuovo tentativo. Quindi. Però esatto. Non lo faccio parlare di questo, se no non finiamo. Dire che secondo me rischiamo adesso che la narrazione sia totalmente ribaltata, cioè tra quello che è successo con la Cina, Covid, eccetera, quello che sta succedendo adesso, la domanda secondo me, io non sono un economista, ma sono un giurista che si occupa molto di economia, diciamo, e la domanda è, vogliamo accorciare le catene del valore e le vogliamo tutte impiantare dentro un sistema valorialmente omogeneo, perché questa è l'idea di fondo degli Stati Uniti, che secondo me ci guadagnano chiaramente, no? Cioè non andiamo più a portare la produzione o la spostiamo diversamente, facciamo una politica ostile economicamente verso Russia e Cina, è chiaro che andiamo a guardare verso gli Stati Uniti a quel punto. Cioè c'è così, d'altro canto il mio dubbio potrebbe essere suggestiva come idea, che si condivida o meno, però mi chiedo anche questo, perché ci mettiamo in sicurezza, tra virgolette. Io vedo questo sotto i discorsi di Draghi, ad esempio. Cioè, portiamo le catene del valore tutte dentro chi noi riteniamo valorialmente omogeneo, ok? Il discorso di insediamento di Draghi, atlantismo ed europeismo, no? Che si sia d'accordo o no, ma io leggo questo retropensiero. E quindi ci mettiamo in sicurezza, perché non siamo più indipendenti da queste persone, questi stati, in realtà queste aree che non sono valorialmente omogenee, quindi stiamo ribaltando, perché economicamente ci converrebbe comprare da chi ci chiede meno. D'altro canto mi chiedo se sul lungo termine, riducendo le interdipendenze, queste aree siano ancora meno legate a loro volta, perché il filo a due lati siano legati ancora meno a loro volta a comportarsi secondo una sorta di bon ton internazionale, ok? Cioè allentando i legami potrebbero comportarsi in maniera ancora più ostile per certi versi. Questa mi sembra questioni un po' aperte sul tavolo. Troppo aperte, troppo grandi. No, aperte, sicuramente. Guido, invitiamo Anna Caffarena a parlarci dei quadri geopolitici. Però questo sul piano economico, secondo me è un altro. Non so se Anna sia proprio su questo versante. Su questo versante non ho letto le sue cose ultime, ecco, però non mi sembrava che fosse questo il taglio di Anna. A me rimane, non so se non risponde ovviamente alla domanda, ma il discorso che, cioè, come facciamo? Dobbiamo rafforzare questi valori comuni. Il problema è, riusciamo a farlo? Cioè, le memorie non sono condivise, devono confrontarsi, ma almeno l'unità sui valori c'è, questa è l'alternativa, insomma, è complementare a questo, a prescindere che il tema poi sia la difesa o sia un altro aspetto, però forse quello potrebbe essere l'elemento, cioè quello dovrebbe essere l'elemento comune. E su quello ci deve essere una comunità, una condivisione, quindi non al di là del percorso storico attraverso cui ci si è arrivati. Secondo me quello non la chiamiamo memoria, ma un'identità di valori ci deve essere per stare insieme. Con due problemi, Laura. Uno è che il riemergere del nazionalismo non riguarda solo noi adesso abbiamo fatto, in entrambi i casi, diciamo,
io nel mio discorso finora ho presentato l'Est come cattivo, lo sai, adesso sintetizzo, no? Sbagliando totalmente, naturalmente, cioè nel senso questo è un pezzo del discorso, cioè d'altro lato, da un lato ci siamo, da un lato i sovranismi, questi atteggiamenti emergono con forza, sono emersi con forza anche da noi, più all'Occidente voglio dire, no? Cioè il sovranismo lascia l'Occidente, insomma, noi dopo, prima che cadesse il muro sostanzialmente, Jean Le Pen viene eletto, ha successo prima sostanzialmente. E l'altro lato, ecco, su questi versanti della memoria, della storia, del capire le memorie degli altri, io come immagino sappiate, o comunque potete facilmente immaginare, tutte queste cose che ho detto io, che riguarda la memoria, le riflessioni dei paesi dell'est, sono totalmente estranee dall'insegnamento della storia dei paesi occidentali. No, in Italia non è che sia chiaro cosa ha vissuto quei paesi, no? Cioè adesso un po' estremizzo, però non sono solo appunto non sono solo problemi posti da altri paesi, così come appunto sulle diverse sensibilità. Io lo dicevo prima, ma io credo che abbia totalmente ragione i paesi dell'est, che lo dicono strumentalmente, dicendo vabbè voi l'avete data buona ai comunisti, prima perché Stalin aveva vinto la guerra, quindi stava dalla parte dei vincitori, e poi perché poi appunto adesso lo dico in modo meno strumentale, in effetti in Italia, in Occidente, il Partito Comunista ha contribuito alla democrazia, quindi era una cosa diversa da quello in Russia. Allora io credo che io stesso per molti anni abbia avuto un atteggiamento, che pure appunto non sono mai stato filosovietico, insomma appunto anche prima insomma, neanche negli anni 50-60, insomma 50 non c'ero, ma cioè in qualche modo un pregiudizio di favore per un mondo comunista che per noi è stato decisivo nella costruzione della democrazia, no? Lì è stato decisivo nel distruggerla. Allora questo diverso vissuto nostro ha pesato, cioè la resistenza, anche le discussioni che ci sono state quando appunto c'è stata una discussione sulla mozione dell'Unione Europea che metteva insieme nazismo e stalinismo. Allora, a parte alcune cose, lì era fatta dai polacchi, era proprio scritta con lo stampino per sostenere una cosa molto strumentalmente, cioè facendo scoppiare la seconda guerra mondiale unicamente per colpa del patto Molotov-Ribbentrop, no? Come se non ci fosse stato, come se le potenze occidentali non avessero dato via libera a Hitler prima. Quindi c'è stato il modo strumentale loro questo, però da parte dell'Occidente c'è stato quasi uno stracciarsi le vesti, ma come nazismo e comunismo compararli? Allora, dire che sono la stessa cosa, eguagliarli è una cosa, e certo non sono uguali. Il Gulag non ha fatto la Shoah, ha fatto il Gulag, che è un'altra cosa, però compararli, che non sia possibile neanche compararli, mi sembra un po' esagerato. E badate che il rifiuto della comparazione è stato un asse della cultura di sinistra e lo è tuttora, della mia cultura, che io non condivido, ma non è tantissimo che l'ho messa in discussione, non è che sono secoli che l'ho messa in discussione. In qualche modo anche da parte un pregiudizio dell'Occidente rispetto ai loro vissuti c'è stato e secondo me continua anche a esserci. Continua anche a esserci. Guarda, ti faccio un esempio che è proprio collegato a quella mozione. C'è stata appunto nel 19 una mozione che faceva questa comparazione, il Consiglio europeo, proteste, si sono trattate, ho fatto un articolo critico in cui però io dicevo guardate, il problema è che la storia non lo potete lasciare alle emozioni, perché le emozioni politiche fanno l'aggiustamento, no? È tutto sbagliato, non funziona così. Però c'è un aspetto di quella mozione che è sfuggito e che io avevo visto per caso, che nessuno ne parlava, poi l'ho letto per intero, cioè i polacchi, furbastri in questo caso, ha fatto una proposta che è un po' difficile da obiettare. Hanno proposto una giornata della memoria delle vittime del comunismo e del nazismo, trovando un personaggio polacco vero che si va volontario ad Auschwitz, quando Auschwitz non era ancora chiaro cos'era, non era ancora sterminio. Passa per Auschwitz, organizza la resistenza ad Auschwitz, fugge da Auschwitz, poi fa la resistenza, viene preso di nuovo e così via. Torna in Polonia, era stato in collaborazione anche con i servizi inglesi, torna in Polonia nel 1948 è ammazzato dopo un processo, andato a morte da un processo comunista, perché lui era come spia. Allora, è possibile obiettare, cioè io credo che sia difficile votare a favore, non votare a favore, se c'è una proposta sul tavolo, non si può non votare a favore di questo personaggio, che è straordinario, no, di scegliere come data, no, quella data lì. Siccome non si può negare, tutti hanno fatto finta che quella proposta non era sul tavolo, era strumentale, era per mettere in difficoltà
Però non è una cosa che secondo me non si vede perché non accettarla automaticamente, devi scegliere una data, beh, quello è un personaggio, volontario d'Auschwitz, di cosa vuoi di più dalla vita, insomma, no? Un percorso ricostruito, cristallino, eccetera, insomma, no? Si è ignorato, non se ne è più parlato, neanche i polacchi, perché per loro era solo strumentale per mettere in difficoltà gli altri, quindi questo pregiudizio, diciamo, in qualche modo, secondo me c'è. E questo è anche un problema nostro. Se non ci sono altri interventi, Guido, dico due cose e poi ti ringrazio. L'evento finale di questo percorso Memorie di Confine e sarà in occasione di Vicino Lontano, quindi in collaborazione il 12 maggio, la visione di questo documentario, La città sul prato, che è proprio dedicato alla costruzione di Nova Gorica e è pensato questa visione anche nel cammino verso il 2025, quando, come diceva prima, Nova Gorica e Gorizia saranno città della cultura europea, quindi in questo caso il superamento di un confine. Ecco, in questo caso l'Unione Europea ha aiutato a condividere memorie diverse che anche proprio la visione della costruzione della città aiuta a comprendere. Con questo concludo, ringrazio davvero Guido per la disponibilità, per la pazienza nel spiegarci così tante cose e niente, spero di riuscire a farlo tornare a parlare a Udine. Cioè, a Udine sicuramente torna, non grazie a me, però anche all'interno, insomma, o della scuola superiore o dei corsi dell'università. Grazie davvero. Ciao Laura, arrivederci Bene. a tutti, grazie. Arrivederci, grazie al pubblico che ci ha seguito fino a quest'ora.